Qualcuno questa mattina ha posto dei mazzi di fiori e un giocattolo, una camionetta dei vigili del fuoco, dei pompieri, probabilmente il giocattolo preferito del piccolo di 9 anni che è stato ucciso dalla mamma ieri sera qui proprio in piazza Marconi, nell'appartamento all'ultimo piano di questo palazzo al Civico 3 della centralissima piazza che si trova proprio accanto al comune e di fronte alla chiesa di Muggia. Una tragedia che ha scosso davvero tutta la comunità. Il sindaco Paolo Polidori ha voluto proclamare il lutto cittadino. Picchietto, attenti! Oggi con questa immane tragedia il comune di Muggia ha proclamato il lutto cittadino. Adesso faremo scendere la bandiera a mezz'asta e per Giovanni ci raccoglieremo un minuto di silenzio. Ecco, vediamo in questo momento le persone presenti, tutte in rigoroso silenzio, tutte sconvolte per questa immane tragedia che ha segnato davvero profondamente la comunità di Muggia. Allora, voglio sentirvi e ripeto, andremo a parlare di altro perché di certo non può esserci un confronto, se non certo forse sul tema della disabilità mentale, no? Del disagio e che faremo di certo in questi minuti. Voglio sfruttare la presenza di tutti voi anche per questo. Comincio da una mamma, ecco, che come tutti noi immagino sia rimasta scioccata. Che commento si sente di fare? È una tragedia immane e non si può che provare tristezza, ecco, per quello che è accaduto a questo piccolo bambino, ma anche tristezza per il suo papà, la cui vita è distrutta. E da mamma mi sento anche di esprimere pietà per questa mamma, perché non posso immaginare una mamma che compia un atto così efferato in maniera consapevole, se non sotto una condizione di alterazione psichica evidente. E quindi mi immagino anche questa mamma che una volta che intraprenderà un percorso appunto di recupero, ecco, psichico, quando razionalizzerà quello che avrà fatto sarà una mamma che sarà morta dentro, e questo non può che appunto dettare pietà. A livello generale non mi sento di esprimere una condanna nei confronti dei servizi sociali, rispetto ai quali sicuramente bisognerà approfondire e accertare che abbiano compiuto tutte le valutazioni nella maniera corretta, però in questo momento non mi sento di esprimere certamente una sentenza. Se mi consentite, sì, voglio porre l'attenzione proprio sul disagio mentale, perché ci troviamo in una situazione in cui c'è un disagio mentale dilagante, perché voglio ricordare che proprio nella nostra regione non oltre un paio di mesi fa c'è stato un altro caso di figlicidio a Gemona, dove una mamma insieme con la propria nuora ha ucciso il proprio figlio. Quindi dobbiamo a pezzi, ricordo poi, dobbiamo infatti riflettere proprio su questo disagio, su come affrontarlo, perché tanti sono i casi appunto che stanno emergendo e non tutti sfociano necessariamente appunto con l'uccisione del proprio figlio, ma ci sono anche altre forme di disagio che sicuramente vanno sostenute. Ora, ho visto se la donna aveva scatti, cioè quindi usa violenza, allora andava segnalato, era prevedibile, altrimenti no. Qualcuno scriveva via SMS, c'è molto dibattito, è vero, contro i servizi sociali, insomma, dobbiamo portare rispetto, non conosciamo la vicenda pregressa, questo è vero. Mi ha colpito, e ripeto, non possiamo entrare nel dettaglio non sapendolo, però il sindaco ha detto poco fa non c'erano segnalazioni di violenze, quindi anche quella foto che vi abbiamo mostrato al sito del Piccolo, non c'era evidentemente, almeno quello che ci ha detto il sindaco poco fa, una segnalazione di violenza nei confronti del bimbo da parte della madre. E mi ha colpito un passaggio detto dal sindaco, se vogliamo, c'è il tema del disagio mentale che abbiamo detto, ma che il centro di salute mentale seguiva quella donna fino a 2 anni fa. E poi, questo è un tema? Innanzitutto, proprio per abitudine lavorativa, credo che in questo momento
il silenzio e la vicinanza verso una comunità colpita sia necessario, e oggi penso che anche il minuto di silenzio che abbiamo fatto in Consiglio regionale ci ha permesso a ciascuno di noi in quel minuto di riflettere su questi fatti che avvengono e che ovviamente oggi con i media vengono, come dire, molto amplificati e diventano, come dire, anche territorio in cui tutti dicono tutto e il contrario di tutto, e dove tutti diventano, come dire, coloro che sono capaci di dare la soluzione o di dire il colpevole. Io penso che in questo momento è sempre una sconfitta di tutti, è una sconfitta di tutti, perché ognuno di noi si deve chiedere se ha fatto tutto quello che poteva fare, ma non solo rispetto al caso che avviene, perché il vero problema è che questi casi, al momento che avvengono, c'è questo momento in cui tutti parlano. Poi però nella realtà i vicini di casa non si parlano o baruffano perché il gatto ha attraversato la cosa. Cioè, quindi è una società che è in forte cambiamento, su cui anche dal punto di vista delle responsabilità, e quando si parla di servizi sociali, io ho fatto 2 mandati da assessore ai servizi sociali e quindi mi occupavo anche di questi temi, così come la salute. Oggi questa zona, pensare che ci sia un mondo che cura e un mondo sociale e ciascuno rimane dentro il proprio orto, è una cosa che ci stiamo dicendo sempre, è sempre più grigio invece questo territorio. Per cui la vera sfida di stiamo sbagliando tenendoli separati? Cioè, non ho capito cosa intendi. Noi dobbiamo tentare, ed è quello che stiamo facendo, quando noi parliamo di la presa in carico a livello territoriale, non si prende in carico dal punto di vista della salute, dal punto di vista del sociale, dal punto di vista scolastico, ma è una presa in carico totale della persona. Ora, questa differenza tra sociale e salute, qualcuno me lo deve spiegare dove sta. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Allora, questi casi qua, al di là che vedremo come va a finire, no? Perché vedremo tutta... Le assistenti sociali non sono persone preparate. Vedremo appunto. Allora, cerchiamo anche di rimanere nei fatti, perché voglio dire, è facile poi nel divano dire cosa faceva uno, cosa faceva l'altro, questo vale in sanità, vale sempre dopo nei fatti, ed è facile farlo. Però io credo che oggi sia ancora più difficile svolgere proprio la funzione dei servizi sociali, proprio perché è diventata complessa la struttura su cui anche andare a intervenire. Perché noi cosa pensiamo di fare? Che ci sia qualcuno che una volta che c'è un disagio lo seguiamo 24 ore su 24, abbiamo le soluzioni, abbiamo dove metterle, abbiamo questo... Cioè, possiamo prevedere la qualsiasi... È impensabile. Allora, quello che noi ci stiamo dicendo è che veramente è la sfida del futuro. Questa è la sfida del futuro, perché manca una rete sociale che prima, nella nostra semplicità di comunità, alcune cose venivano in qualche maniera gestite. Poi scrivono via SMS, no, i vicini denunciano magari, ma le forze dell'ordine intervengono o non intervengono o poi non serve a nulla, cioè mi sembrava fosse un po' quello il senso. Ho capito però cosa voleva dire allo stesso tempo, ovviamente anche... Non c'è una formula, è inutile che uno si racconta. Esatto, che è quello che diceva anche adesso Carlo Bolsonaro. Treleani e poi Cosolini, sì, dai. Fermo restando ovviamente il rammarico, il cordoglio, lo shock che insomma davanti a una vicenda drammatica come questa anch'io esprimo come rappresentante delle istituzioni regionali e come anche papà, perché evidentemente poi tutti noi abbiamo anche delle famiglie e evidentemente anche dei figli. Detto questo, io credo a Varino che il sindaco tra le righe ci abbia dato una risposta. Anch'io non sono uno di quelli che vuole dare responsabilità subito. Da un lato sono d'accordo anch'io con il ragionamento di Bozzonello che dice la società è complessa e questi settori, se continuano a ragionare per compartimenti stagni, evidentemente
Ecco, poi le misure efficaci rispetto alle persone, ecco, possono non essere, come dire, ecco, complete, e questo mi sembra uno di quei casi. Dicevo il sindaco, io avrei fatto questa domanda al sindaco, giustamente lei a Varino si è soffermato sull'elemento centrale che mi sembra sia stato lanciato appunto dal primo cittadino, e che è quello che fino a 2 anni fa quella persona era seguita dal centro di salute mentale. Io ho fatto il sindaco, la domanda interessante sarebbe stata: lei sindaco, prima di quei prima dei 2 anni, quindi quando questa persona era seguita dal centro di salute mentale, se ha firmato qualche TSO nei confronti di questa persona. L'ho fatto anch'io, i centri di salute mentale sappiamo che hanno dei tipi di interventi che richiedono anche la forza, quindi l'obbligatorietà di alcuni tipi di cure, e quindi io credo che il sindaco con quella dichiarazione ci abbia fatto capire proprio come è mancato quello che dice il Presidente della Terza Commissione Carlo Bolzonello, ovvero di un lavoro di squadra tra alcuni settori, dopodiché i servizi sociali evidentemente si muovono sull'ordinanza dei tribunali e per le competenze che hanno, e quindi purtroppo ecco, il ragionamento di Carlo Bolzonello credo sia un ragionamento sul quale tutti noi dovremmo riflettere e cercare di lavorare. Vedete, le assistenti sociali hanno competenze, non hanno competenze, soprattutto sono inutili, scrivono per esperienza personale, ma al di là di questo, cioè chi decide se quel bambino sta lì con la mamma o no? Non lo decidono le assistenti sociali, evidentemente. Cosolini. Ma io fondamentalmente credo che questo sia il momento della tristezza, della partecipazione, sia anche il momento in cui è giusto farsi delle domande. Credo invece sia molto azzardato cercare di dare delle risposte. Le risposte credo spetteranno alla magistratura, che sicuramente approfondirà quello che è successo, indagherà, accerterà se ci sono responsabilità, e io mi auguro che questo accertamento e questa indagine sia il più rigoroso possibile, però ecco, eviterei in questa fase risposte tranchant, giudizi di qua, di là, i servizi, il centro di salute mentale e così via dicendo, fin tanto che non si saprà come sono andate veramente le cose. Diverso discorso che faceva il collega Carlo Bolzonello, il che ci porta ad interrogarci su un altro fronte e quindi a farci un'ulteriore domanda. Lui ha parlato giustamente di rete sociale. La rete sociale è fatta di tante cose, è fatta di cose formali, in cui intervengono evidentemente i diversi livelli istituzionali che devono stare vicini ai cittadini e intercettare anche le situazioni di disagio e anche di pericolo. È fatta anche di situazioni informali, perché è fatta di comunità, e quindi è giusto interrogarsi sul fatto che queste reti sociali si stiano allentando, e forse soprattutto le reti informali si stanno allentando, perché siamo in qualche modo tutti più soli di quanto potevamo essere una volta, o comunque molte persone sono più sole, perché questo è un po' la caratteristica dei nostri tempi. Però ripeto, è giusto farsi domande. Io credo, mi riferisco anche a molti messaggi che sono arrivati, certo. Lasciamo che le risposte arrivino da chi avrà tutti gli elementi per dare le risposte, perché l'emotività che stiamo vivendo tutti è l'unico sentimento possibile, ma guai se dall'emotività ci trasferiamo su un piano che richiede che si conosca come sono andate effettivamente le cose. Va bene, allora voglio chiudere questa lunga pagina, ma era doveroso dedicarla alla tragedia di oggi, e facendovi vedere un servizio. Noi abbiamo fatto il sondaggio questa sera legato alla tassa patrimoniale. Oggi è successo altro sul fronte politico, compreso l'approvazione del disegno di legge sul commercio all'unanimità, no? Tra l'altro in Consiglio. Nell'ultima parte, non l'avevo ancora detto, avremo un'intervista proprio con l'assessore Sergio Bini, 2240, che di questi temi si occupa, ha firmato questa legge che è arrivata oggi in Consiglio con all'approvazione oggi. Parliamo di terzo mandato ancora, con farvi vedere però
questo dibattito, così poi rispondete al sondaggio, ne parleremo dopo. Oggi abbiamo chiesto ad alcuni consiglieri regionali che pensano della patrimoniale. Vediamo. Pur essendo una questione di politica nazionale, al discorso sulla patrimoniale non si sottraggono i consiglieri regionali e anche in piazza Oberdan le posizioni sono cristallizzate, la sinistra decisamente a favore, la destra tetragonalmente contraria. È chiaro che chi ha più patrimonio, chi ha più reddito è giusto che paghi di più, lo dice la nostra Costituzione, lo dice mai come in questo momento la situazione generale del Paese che vede arricchirsi chi è già ricco e impoverirsi chi magari prima non era povero, quindi parliamo della classe media e quant'altro. La maggiore equità evocata da Moretti trova in Furio Onsel una sponda che affonda il proprio ragionamento sulla situazione regionale. Abbiamo un calo ingestibile di quello che è il potere d'acquisto dei salari. Dunque il tema, al di là diciamo di come lo Stato può recuperare denaro, il tema è poi quando ha questo denaro, come la Regione Friuli Venezia Giulia in questi anni, che lo usi a favore di chi fa, non a chi ha. Qui hanno fatto provvedimenti per chi ha la casa, per chi ha bisogno di installare qualche altra, diciamo così, struttura nella casa, per la riqualificazione delle barche, ma vi rendete conto? Sul fronte opposto la maggioranza erge un muro. Forza Italia è una forza politica che vuole proteggere tutto ciò che i cittadini hanno risparmiato durante il corso della propria vita, vuoi il proprio patrimonio immobiliare, vuoi i propri risparmi. Quindi figuriamoci se questa solita, diciamo ormai consueta, proposta della sinistra possa passare. Forza Italia sarà uno scudo a qualsiasi tipo di iniziativa e proposta di legge in questo senso. Fratelli d'Italia dal canto suo chiude la porta ad ogni ulteriore possibilità. È una tassa assolutamente iniqua da paese socialista che va a colpire il patrimonio di qualcuno guadagnato con proventi che sono tassati dalle tasse sui redditi e se si è comprato una casa anche dalle tasse di compravendita, se si è comprato qualcos'altro dall'IVA, quindi è una tassa su un patrimonio già tassato, comprato con il guadagno del proprio lavoro che è già tassato. Ecco, la tassa sulla tassa, no. Arriviamo anche al terzo mandato, su questo che pensa? Visto che i nostri telespettatori si stanno esprimendo sulla tassa sul patrimonio. Ma noi del Movimento 5 Stelle facciamo un distinguo rispetto a tutta la sinistra, perché noi ci siamo espressi contro la patrimoniale, ma io voglio specificare innanzitutto per chi ci segue da casa. Non vuole neanche la sinistra, cara Capozzi, è tutta una scena. Sì, ma è scena. Ma certo, no? Dopo sentiremo Cosolini, dai. Innanzitutto voglio chiarire a chi ci segue da casa che cos'è la patrimoniale. È una tassa sul patrimonio, quindi immobili, denaro, obbligazioni. Ma noi del Movimento 5 Stelle diciamo che più che altro si debba recuperare questi fondi sugli extra profitti bancari, su quelli derivanti dai profitti energetici, farmaceutici, aggiungerei anche una tassa sul digitale, sui grandi colossi digitali, quindi che si incida non sul patrimonio ma sui redditi. A questo voglio aggiungere un altro passaggio. Siamo in un momento storico in cui assistiamo ad una pressione fiscale che segna un record negli ultimi 10 anni, pari al 43%. Quindi noi del Movimento 5 Stelle diciamo non si deve incidere appunto sui lavoratori e sui pensionati, ma si va ad incidere su chi vive di rendita o chi quindi opera con obbligazioni. Altro passaggio importante su cui vorrei aprire anche un'ulteriore considerazione è quella di una possibile patrimoniale europea, su cui noi del Movimento 5 Stelle ci diciamo favorevoli, ovvero incidere su quei grandi patrimoni. Ma questa non è un'idea che parte da noi, è un'idea che è stata avanzata durante il G20, tant'è vero poi è stato avviato uno studio da parte del francese Zuckman, uno studio che è stato rappresentato nel Tax Symposium di Bruxelles qualche mese fa, e quindi ci trova d'accordo perché bisogna incidere sui grandi patrimoni e non appunto sui cittadini che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, che si trovano ad affrontare il caro bollette e così il caro mutui. Quindi per noi questa è la via da perseguire. La Meloni di oggi che era con Edi Rama, di nuovo il presidente albanese,
e a discutere con di Albania di nuovo, ecco, vedete in conferenza stampa congiunta, nuovi accordi e via dicendo, ma con la polemica nuovamente riaperta e uno scontro di stanza con Elly Schlein sul fronte accoglienza e quindi il ruolo dell'Albania. Questo è l'altro tema su cui soprattutto Schlein e Meloni si stanno contrastando in questi giorni. Cosolini, è così come dice Treleani, neanche la sinistra in realtà vuole la patrimoniale, poi Treleani e Bolsonaro, dai. No, ma io vorrei veramente capire di cosa stiamo parlando. Allora, perché forse sto discorso della patrimoniale serve per non parlare di altre cose e poi dirò cosa penso anche sulla patrimoniale. Perché forse dovremmo interrogarci sul fatto che la pressione fiscale è salita in questi anni ed è arrivata al 43%, a un dato a cui non era mai arrivato. Forse dovremmo interrogarci sul fatto che il potere di acquisto di salari, stipendi di quella gran parte dei cittadini, che poi quella che contribuisce alla stragrande maggioranza del gettito fiscale, è notevolmente calato quando parliamo di potere di acquisto. Forse parliamo di mancate soluzioni a questi problemi e allora nasce la vicenda della patrimoniale che si utilizza strumentalmente per dire: caro cittadino, hai messo da parte 100.000 euro, hai comprato un appartamento che vale 200.000 euro, ti vogliono tassare su questo. Allora, diciamo la verità, l'unica ipotesi che qualcuno ha fatto e che ha scatenato questa discussione, e questo qualcuno è stato in particolare un sindacato, la CGIL, è quella di tassare i patrimoni superiori ai 2 milioni con una tassazione, chiamiamola così, straordinaria pari all'1,3%, il che vuol dire 26.000 euro per ogni milione. Ma se parliamo di patrimoni di 2 milioni, io non credo che parliamo del cittadino che faticosamente lavorando ha messo qualche soldo da parte, del cittadino che faticosamente lavorando ha comprato un appartamento per i suoi figli. Stiamo parlando di un'altra cosa. Ovvero stiamo parlando dell'1% della popolazione, perché sono stimati in 500.000 euro circa i cittadini che hanno un patrimonio superiore ai 2 milioni, a cui verrebbe chiesto, a beneficio degli altri, di quelli che non ce la fanno più e che vedono ridursi anche i servizi pubblici, verrebbe chiesto di contribuire con un contributo dell'1,3%, quindi 26.000 euro per milione. Un calcolo sommario ha portato ad una cifra ragguardevole di miliardi che potrebbero essere stanziati per sanità, per istruzione e così via dicendo. Allora, se la domanda, invece che essere così generica, che inevitabilmente sui 2 milioni, cioè sopra i 2 milioni di euro, lei dice sei a favore della tassa patrimoniale per chi ha più di 2 milioni. Cosolini parla della pressione fiscale. Dica Cosolini. Dovremmo forse chiedere ai cittadini cosa pensate di una patrimoniale verso chi ha più di 2 milioni di patrimonio, perché forse il risultato anche nel sondaggio sarebbe diverso. Perché se invece io di patrimonio ho 200-300 mila euro, è chiaro che 2 milioni so già. Fermi. Io so già cosa vuole dire Treleani. Fermi lì. Mi fate vedere, secondo me sì. Fermi, mi fate vedere, ce l'hai Emanuele o Pietro, riuscite a darci quel riquadro che è molto interessante. Ogni volta che lo pubblicano i quotidiani io lo faccio vedere in tutte le trasmissioni perché dobbiamo ricordarci che fotografia abbiamo del nostro paese, che è quella che citava adesso anche Cosolini, cioè quali sono i redditi, dove stanno. Eccolo qua. Questo, giusto? Cioè che praticamente la fascia abbiamo 1.100.000 persone che sono a contributo zero, cioè da 0 a 7.500 euro ci sono oltre 7.200.000 persone nel nostro paese che guadagnano tra 7.500 e 15.000 euro, ci sono quasi 8 milioni di persone, tra i 15.000 e i 20.000 ci sono 5 milioni di persone, di contribuenti, tra 20.000 e 29.000 euro ci sono 10 milioni di persone. Comincia il decalage, cioè tra i 29 e i 35.000 euro ci sono 4.300.000 persone, tra i 35.000 e i 55.000 euro solo 4.800.000 persone nelle dichiarazioni dei redditi. Insomma, quindi qua vedete dei 42.570.000 contribuenti come è redistribuita, cioè in questa parte che certo non sono ricchi, che è quello che ha detto
della soglia superiore su cui non è più intervenuto questo governo in questi anni, il ministro Giorgetti, però è sopra i 50.000, no? Non sono certo ricchi, quello che ha detto Giorgetti, però questa è la situazione dei contributi nel nostro paese. Cosolini, quella che citava lei poco fa, dei 2 milioni in su è un'altra roba. Vorrei vedere se facessimo questa domanda ai telespettatori, dice Cosolini, cosa risponderebbero. No, ma non ho capito però cosa ne pensa Cosolini, quindi lui la introdurrebbe o non la introdurrebbe? Sopra i 2 milioni? Onestamente penso che se serve per finanziare la sanità e serve per finanziare l'istruzione, sì, la introdurrei. 2 milioni ecco. è Quindi lui l'ha motivata così. No, io dico, Cosolini ha raccontato bene qual è la cronaca di questi giorni. Landini propone questa patrimoniale sopra i 2 milioni, 1,3%, eccetera, eccetera. E la politica cosa dice? La politica, l'intero arco costituzionale, dal Movimento 5 Stelle fino alla Schlein, che parla anche lei di una patrimoniale europea e dice che non è nell'agenda politica, e Conte dice una cosa, Renzi evidentemente guadagna ha un patrimonio di più di 2 milioni di euro, quindi ha detto anche lui che la cosa non c'è, facciamo come ha fatto Cosolini giustamente, parliamo della pressione fiscale invece di questo governo. La verità, io prima ho detto la battuta, nessun partito italiano vuole una patrimoniale, che sia l'1% sopra i 2 milioni, ma perché? Perché evidentemente, intanto mi sia consentita la battuta, dalle nostre parti, a Varino non so dalle sue, ma si dice cuore a sinistra e portafoglio a destra. I ricchi stanno da tutte le parti e forse anche più a sinistra che a destra. Ecco, questa è un'opinione che, insomma, ecco, non la dico io, ma è una battuta di territorio che arriva dai nostri vecchi, e quindi i nostri vecchi, i nostri anziani, insomma, spesso ci azzeccavano. Ma al di là delle battute, dico, una patrimoniale non la vuole nessuno perché? Intanto perché gli esempi in Europa sono quelli di Norvegia, Spagna e Svizzera, che sono 3 paesi che di fatto hanno un'impostazione di patrimoniale generica come quella della quale stiamo discutendo. E poi perché? Perché giustamente, come ha detto oggi il mio capogruppo Claudio Giacomelli di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, sarebbe una tassa sulle tasse, sulle tasse, sulle tasse. Perché di fatto, Cosolini, diciamoci la verità, le patrimoniali, quelle tra virgolette nascoste o ordinarie, esistono già. Di fatto l'IMU, le tasse sul registro, l'imposta del bollo. Quindi oggi i cittadini sono già vessati a tutti i livelli rispetto alle proprie fasce. Stiamo parlando di un'altra cosa. Stiamo parlando di un'altra cosa, ma è una tassa sulle tasse delle tasse. E voglio chiudere con la battuta di Onsel che diceva dobbiamo favorire chi fa e non chi ha. Dico, ma chi ha vuol dire che ha già fatto, perché qui ci dimentichiamo che, come diceva giustamente nell'intervista a Lo Bianco, cioè se uno ha lavorato nella vita e ha messo via un patrimonio, non vedo come, ecco, debba essere vessato rispetto agli altri e quindi proporzionalmente paga le tasse rispetto al patrimonio che ha. Allora, Bolsonaro, facciamo così, dicevo, devo sentire l'unico che almeno sembra a favore. Facciamo, ci alterniamo. Cosolini, dai, poi di nuovo Bolsonaro, poi tocca a Bolsonaro. Dica. No, ma io non ho nulla da aggiungere, guardi, perché il tema è molto semplice, poi che possa riguardare tanti, riguardare gran parte dello schieramento politico. Guardi, a me francamente interessa poco, mi è stata chiesta un'opinione, io l'ho detta. A questa opinione le aggiungo una considerazione. Qua si vuol far credere che si possano aumentare le uscite, ovvero i servizi e le agevolazioni per i ceti meno abbienti, e che contemporaneamente si possano diminuire le entrate, ovvero alleggerire la pressione fiscale, no? E si raccontano un sacco di cose. La realtà è che siccome i conti devono quadrare, no? Su queste cose ci vuole un equilibrio, perché finché si fanno le promesse è facile. Noi ci siamo sentiti raccontare che sarebbero sparite le accise sui carburanti, ci siamo sentiti raccontare che sarebbero calate le bollette, ci siamo sentiti raccontare un sacco di cose che incidono soprattutto sui cittadini a reddito medio-basso. Ebbene, queste cose non succedono, il costo della vita per questi cittadini aumenta e l'accesso ai servizi diventa sempre più difficile. E allora nulla di meglio che inventare la polemica sulla patrimoniale per sviare l'attenzione. Dopodiché io ribadisco l'opinione che ho espresso. Bolsonaro, così poi andiamo in pubblicità, se voglio discutere ovviamente ancora, e voglio arrivare anche al terzo mandato, dai. Io cerco di essere pragmatico. Per me, quando si sente parlare di patrimoniale, solo il nome spaventa. E questa è la vera preoccupazione, cioè perché è il pensiero che qualcuno tutto a un tratto ti possa prendere qualcosa.
che tu hai guadagnato, che tu c'hai. E questo è un concetto che spaventa comunque chiunque. Io penso che l'altra partita è dove vanno a finire questi soldi. Io condivido con Cosolini. Dove vanno a finire i soldi? Perché è come quando in sanità si dice continuiamo a mettere soldi nella sanità, ma a far cosa? Perché questa è la domanda. Allora, anche quando noi diciamo patrimoniale, questo spaventa il mercato, spaventa anche il piccolo, perché se l'hai fatto con i grandi, ma perché non lo fai come nel 92? Di notte? Sì. No, io mi sono ritrovato a 0, portato via. Tra parentesi ero povero, quindi andavo anche bene, no? Ma voglio dire, è un concetto che secondo me dovrebbe uscire dal dibattito. Mi tassi, mi stai già tassando su tantissime altre cose e con quei soldi mi dici cosa fai. In un paese dove metà degli italiani non presentano la dichiarazione dei redditi, Michele Zanolla, chi è che sì, ma infatti mi scusi Davino, quest'ultimo messaggio dice è ingiusta la patrimoniale sui redditi. Nessuno ha parlato della patrimoniale sui redditi. Ne ho parlato. Stiamo parlando dei patrimoni. Infatti noi abbiamo unito le due cose. Tra l'altro ho visto un SMS poco fa, perché l'aveva citato anche Cosolini, ma a me piace far vedere sempre la fotografia dei redditi del nostro paese, non c'entra il patrimonio. Perché qualcuno scrive incredibile, non è ricco chi ha 2.500 euro. No, non credo che nessuno l'abbia detto, no? Che è ricco uno che sta, no, sta bene uno che guadagna 2.500 euro. E anche perché sta tra l'altro in questa fascia qua, tra i 35 e i 55.000, diciamo a occhio sull'ordo, che sono 4.800.000 nel nostro paese. Insomma, dai, non va bene. Allora, se come dice appunto Michele Zanolla, che ci sta seguendo a casa, lo scrive, metà non dichiara in questo paese, allora questo è un altro aspetto. Dopodiché, no, perché queste sono appunto le valutazioni che poi possiamo fare con i dati che abbiamo. Ci fermiamo pochi istanti e arriviamo anche al tema del terzo mandato, tra poco. Allora, torniamo in diretta, sono le 22:10, vi ricordo il sondaggio, insomma il tema resta lì, quindi continuate a rispondere, a telefonare, sentirete segnale di occupato. Allora, voglio arrivare a quel che è successo l'ultima settimana scorsa, proprio giovedì, eravamo qui a commentarlo rapidamente perché c'è tuttora il caso Fincantieri di cui molto abbiamo parlato, il contrasto con il Consiglio Comunale, eccetera. Ora, è successa una cosuccia che è l'anticipo di questa sentenza, di cui poi leggeremo le motivazioni, il terzo mandato, provincia di Trento, quindi statuto speciale. Allora, accaduta, questo riguarda, perché era molto attesa, anche il Friuli Venezia Giulia. La domanda che ci chiediamo nel titolo è: la battaglia è persa? Ora è chiaro che, ed è sempre stato così, Cosolini, comincio da lei su questo, cioè voglio stare proprio bene su una lettura politica, in modo che da stimolare un po' tutti. Cioè è chiaro che diventa un'apertura di un dibattito politico, allora dopo le regionali, non a caso viene ribadito dallo stesso Federica dopo le regionali, perché significa Campania, là dove c'era il caso De Luca, vuol dire Veneto, dove comunque c'era il caso Zaia, che già era al terzo mandato, ma insomma in realtà ufficialmente era il secondo, ma era il terzo, già compiuto. Quindi se inizia una discussione all'interno del governo, che poi significa Parlamento, allora può essere quindi un intervento politico, allora mettono il terzo mandato per i governatori. Però c'è un però, e lo ha detto qui settimana scorsa Walter Rizzetto, che è il capo di Fratelli d'Italia in questa regione, ha detto: ma secondo me, attenzione, che può essere che questa interpretazione della sentenza venga impugnata. Venga impugnata, cioè non la sentenza impugnata, cioè se viene fatto un provvedimento politico che apra il terzo mandato e via, si può fare. Uno può dire: ma io impugno la sentenza della Corte Costituzionale, ve lo ricordate che diceva generale. Ecco, Cosolini, dai. Ma allora, la sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito che la norma nazionale sui limiti di mandati ha un carattere di indirizzo e come tale non può essere derogata nelle regioni e nelle province a statuto speciale. Questo mi pare il dato. E conseguentemente, come non viene riconosciuta la facoltà alla provincia di Trento,
Così non verrebbe riconosciuta la facoltà alla Regione Friuli Venezia Giulia di approvare una legge sul terzo mandato. Quel che è vero, e il nodo quindi è tutto politico, che chi potrebbe intervenire in questo senso è il Parlamento, perché se la norma cosiddetta di indirizzo generale, che oggi fissa il limite di 2 mandati, venisse cambiata con una nuova norma che fissa il limite di 3 o, per fare una battuta, di 30 mandati, quella diventerebbe la norma di indirizzo, che potrebbe a sua volta essere poi magari impugnata, ma per intanto rappresenterebbe l'indirizzo. Allora il tema è tutto quanto politico. È possibile che questo Parlamento, in particolare questa maggioranza di centrodestra, approvi una norma di questo tipo? A me pare molto difficile. Noi siamo contrari, ma siamo opposizione al Parlamento. A me pare molto difficile, la semplifico così. Probabilmente se dovessimo già chiedere cosa pensano i suoi 2 ospiti, i colleghi che saluto anche cordialmente, su questo tema avremmo 2 opinioni diverse. La realtà è che alcune forze della maggioranza si sono già espresse a livello nazionale in termini negativi. La verità è che dopo l'assegnazione alla Lega della candidatura a Presidente del Veneto, che è anche favorito in Veneto per l'elezione, le regioni del nord sono tutte a guida Veneto e sappiamo che a guida Lega, chiedo scusa, e sappiamo che Fratelli d'Italia aspira a delle presidenze. Si parla della Lombardia, ma si parla anche del Friuli Venezia Giulia. Tra le altre cose le aggiungo un altro elemento: passasse il terzo mandato, quella che potrebbe essere, diciamo così, una posizione in Lombardia, che comunque non è facile nel braccio di ferro Fratelli d'Italia-Lega, diventerebbe ancora più difficile, perché il presidente uscente potrebbe legittimamente aspirare ad essere ricandidato. Quindi politicamente io vedo estremamente difficile, per non dire quasi impossibile, che si metta mano ai 2 mandati a livello di legge nazionale. Allora, Fratelli d'Italia con Treleani, Capozzi e poi lista Federica, diciamo, no? Capozzi, chiudo, va bene? Se non c'è opposizione, diciamo, alla mia scaletta. Io ho pochissimo da aggiungere rispetto all'analisi che ha fatto il collega Cosolini, che ha espresso la posizione ovviamente del suo partito, ma ha descritto bene anche giuridicamente, ecco, quale è il capitolo che riguarda il terzo mandato. Io porto la mia esperienza personale e non ho nessun problema a dire che io sul terzo mandato sono contrario, ma lo dico coerentemente rispetto a quello che è la mia esperienza di amministratore. Io ho fatto il sindaco dal 2009 al 2019, 2018 mi candido anche alle regionali, rimango fuori per una manciata di voti. Finisco il mandato di sindaco 2019, potevo fare il terzo mandato, ho rinunciato a fare il terzo mandato. Quindi personalmente... Ma perché, diciamo, è una questione di stimoli? È una questione di stimoli, di motivazione, quindi questa è una mia opinione personale, che rispetto, ecco, all'essere calato in un sistema maggioritario mi ha ovviamente, quindi ribadisco, questa è la mia posizione personale, che in qualche modo è anche la posizione del nostro partito. Noi sempre abbiamo ovviamente avuto una linea di, come dire, di condivisione a tutti i livelli istituzionali per arrivare fino a Roma, e il partito di Fratelli d'Italia ha dimostrato... Me lo fate rivedere, scusate, con l'SMS, perdoni Treleani, sì. Me lo fate rivedere, una considerazione. Trento, sì, che è completamente sbagliato. Trento è una provincia, il Friuli Venezia Giulia è una regione, sono cose diverse, quindi credo soggette a diverse interpretazioni giuridiche. Assolutamente no, come lei sa bene. Sì, da questo le punto province autonome sono parificate alle regioni a statuto speciale, anzi direi che per certi versi le province autonome hanno ancora più autonomia. C'è una possibile variante rispetto a quello che diceva Cosolini, che potrebbe, ecco, essere quella che il Parlamento magari si esprima con le linee di indirizzo magari solamente rispetto alle province e alle regioni autonome.
potrebbe essere una variante ancora forse ecco, più difficile o più discriminante, però ecco, mettiamo, se volessimo anche restringere il campo alle potenziali terze candidature, ecco, di seguito. Quindi, per chiudere il ragionamento, dicevo prima, noi come partito qui a livello regionale evidentemente ci mettiamo nelle mani anche di quelli che sono i rapporti che si gestiscono politicamente a Roma, prendendo atto che le proporzioni politiche, ecco, che vi erano alcuni anni fa e che hanno visto la Lega, insomma, giustamente ai tempi, ecco, sono gli equilibri. Capozzi sono sicuramente e poi Bolzonello, dai. Beh, noi come Movimento 5 Stelle siamo contrari al terzo mandato perché la nostra contrarietà risiede proprio nella ratio della norma stessa, ovvero nell'evitare che si protragga un potere oltre i 10 anni, e questo può sfociare in forme di clientelismo. Ho la battuta cattiva adesso. No, non c'entra niente con il mandato interno. No, ma vediamo poi la campagna adesso, però non possiamo dire, una par condicio non vale qui adesso perché la campagna è lontana, però vediamo se lo penserete di nuovo dopo la campagna, dai. Va bene. Perché avete Fico candidato, lo dico ma per non chi ci segue. Allora, io voglio precisare, perché ogni volta poi mi ritorna questa battuta. Quella è una regola interna che noi ci siamo dati, che non incide sui cittadini. Quindi questo non è una cosa molto diversa rispetto al potere di un presidente di regione. Detto questo, noi abbiamo accolto con favore la sentenza della consulta che il collega Costolini ha raccontato, cioè ha rappresentato bene anche dal punto di vista giuridico, ma io voglio aggiungere un ulteriore passaggio perché noi la riteniamo importantissima, perché ha espresso un principio unitario, ovvero l'unità dei valori fondanti che devono sottendere al nostro Paese, e questo esprimendo appunto il fatto che non possano esistere delle zone franche, e questo vale proprio per le regioni a statuto speciale. Ma io infatti là voglio arrivare. C'è una base di regole condivise che non può essere disattesa neppure dalle regioni che godono di un'autonomia legislativa, e la sentenza della Corte Costituzionale dice proprio questo, che le regole valgono per tutti e non possono essere disattese. Ora è vero che può intervenire il Parlamento, ma io da questo punto di vista ho delle riserve, ecco perché quella norma potrebbe essere sì impugnata, in quanto va contro un principio fondamentale, un principio fondante per il nostro Paese. Quindi da questo punto di vista io la trovo una lenta e inesorabile erosione delle specialità, allora, però dobbiamo dirci quello. Non ha nulla a che vedere con la specialità, perché la specialità sì è una prerogativa legislativa, ma che comunque deve avere una base di regole condivise, perché sennò avremmo una molteplicità di regole divise tra una regione e un'altra. Ma io voglio aggiungere un ulteriore passaggio, se mi consentite, che da questo punto di vista c'è l'ostinazione da parte della Lega, perché purtroppo si ha l'identificazione dell'elettorato o comunque del voto nella figura del presidente e non nella forza politica, perché purtroppo questo lo si vede anche dalle ultime esperienze elettorali. La Lega sta perdendo consensi, quindi fa fatica a cedere i propri avamposti dove vede identificato l'elettorato proprio nella persona del suo presidente. E questo maggioritario che determina questa e questo è accaduto per il Veneto, è accaduto per il sistema elettorale che Federica e Zaia sono figli del maggioritario, non sono figli di un proporzionale. Come qualcuno addirittura. Sì, ma se viene meno Federica, se viene meno Zaia, io voglio vedere qual è la proposta alternativa della Lega. Ecco, quello lo vorrò vedere, ecco. Diciamo che qualcuno anche in questo studio ha detto potremmo tornare a proporzionale puro, e è la scelta del presidente nel parlamentino regionale, cioè non l'elezione diretta. Quindi i figli del maggioritario, cioè voglio dire, vanno a rispolverare il proporzionale, insomma, no? È curiosa come ipotesi. Capozzi ha concluso, non voglio... Sì, no, ho concluso, anche perché vedo improbabile, ecco, che si raggiunga un accordo tra la maggioranza, quando sappiamo che, ma qua la posizione la esprime, ecco, Fratelli d'Italia, visto che è presente, non lo vogliono il terzo mandato. No, questo l'ha detto chiaramente. Federica deve fare altro che una moral suasion, deve fare molto di più, ecco, per raggiungere il terzo mandato. Non ci sono le condizioni, e poi l'ho detto, abbiamo sempre rimandato a Roma il pallino di questa. Ho portato la mia opinione personale, che è dimostrata anche dalla coerenza, ecco, della mia esperienza personale. Ma ora
Bolsonaro è lista Federica, quindi dica ovviamente quello. C'è qualcosa che vi spaventa, che cambia da oggi nell'assetto politico, nella tenuta, nel dibattito interno al centrodestra, cioè dopo questa sentenza? Allora, guardi, sinceramente noi il tema l'abbiamo affrontato proprio come lista Federica, proprio perché non siamo tutti della Lega, siamo gente che alcuni come me non hanno nemmeno una tessera, quindi come dire, qui non c'è un ragionamento di partito da difendere, eccetera. Però nei nostri ragionamenti non ci aspettavamo niente da questa sentenza, nel senso che molto probabilmente andava in quella direzione, perché la giurisprudenza sta andando in quella direzione. Detto questo, però, noi ci dimentichiamo di mettere alcuni elementi su questa cosa. Il primo elemento è che qui si dà per scontato che la gente si candidi sempre per fare il terzo mandato. Ma dove sta scritto? Non è che uno perché ha fatto 2 mandati però fa dire anche che il terzo. Federica non lo voglia è dire una fesseria, insomma. Federica vuole il terzo mandato. Allora, se vogliamo fare tutto questo discorso solo per il Presidente del Friuli Venezia Giulia, Federica, allora facciamo un altro tipo di ragionamento. Ma se facciamo un ragionamento seguendo quello che è la parte costituzionale, quella del perché ci deve essere un indirizzo uguale per tutti, dobbiamo partire dagli elementi fondanti. L'elemento fondante è che il cittadino vota e sceglie quello che è per lui il miglior candidato per la sua regione, che a differenza di altri, chi va al Parlamento, chi va di qua, di fatto sappiamo che sono tutti blindati, che sono i nomi, che non c'è nessun tipo di scelta se non quella dei partiti, che non è sbagliato, giusto o sbagliato, perché ti permette anche questo di avere più libertà sul voto, su questo, insomma, cioè è un tema molto difficile. Ma partiamo dal concetto che tu, cittadino, hai con questo sistema che vogliamo, che è quello maggioritario, in cui il Presidente, tu voti il Presidente, tu voti la persona e al cittadino gli dici di scegliere tra determinate persone. Quindi, primo elemento è il cittadino che sceglie. Allora, che si faccia il terzo mandato e la vera partita in questo momento, e lo dimostra il dibattito, è che la preoccupazione grossa non è su fare 2 mandati, 3. Il problema è che Federica in questo momento, in questa regione, è il vero presidente riconosciuto dai nostri cittadini, di destra e di sinistra. Cioè è un presidente forte. Ma questo valeva anche per la campagna con De Luca, quando lui è partito, quando è durato. Quindi, però con questa ragione... Ma il motivo per cui la Lega non vuole cedere i propri avamposti. Ma allora, cos'è che ci aspettiamo adesso? Io penso che, tolto il periodo ovviamente di tutte queste grosse regioni che andavano al voto, io credo che il Parlamento non possa non interrogarsi sul fatto della scelta del cittadino. E io credo che lì ci sarà la partita parlamentare, no? Su come vogliamo anche avvicinare i cittadini nella scelta dei propri rappresentanti. E quindi io penso che in una regione come la nostra, a una dimensione piccola anche da 1,5 milioni, io penso che il cittadino abbia piacere di scegliere tra quelli che le forze politiche scelgono come suo candidato perché è il migliore che rappresenta. Cioè in una rosa no, in quel... No, ma perché? Ma c'è anche un altro ragionamento. Poi guardiamo anche l'età. Un Federica ha 44 anni, è nel pieno anche delle forze, delle energie. Che non possa andare in un altro livello. Ma perché non può fare il terzo mandato? Ma perché non lo può fare? Cioè questa cosa io faccio tanta fatica. E anche, scusate, e finisco, no, dopo vi lascio. E quando sento la stupidaggine che un presidente fa quello che vuole, no? E quindi fare 3 mandati vuol dire potere, c'è un sacco di controlli su tutto quello che viene fatto a livello, e non a ma caso al di là dei controlli nulla impedisce che ci possano essere dei rapporti preferenziali, che uno stabilisca dei rapporti preferenziali. Arrivo. Posso poi? Vabbè. Allora, cioè non è quello strapotere. Prego, Cosolini, dica. Allora, io capisco tutto, colgo una contraddizione, mi consenta Bolsonaro, tra l'inizio del suo intervento in cui dice che il tema non è Federica e la conclusione che è tutta quanta su Federica. Ma non è importanza, non è questo il punto. Il punto politico è un altro, è che da quel che abbiamo sentito questa sera
nemmeno se la competenza fosse in capo al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, la maggioranza sarebbe d'accordo sul terzo mandato. Questo è quello che abbiamo sentito questa sera. Punto. Mi pare molto difficile che avvenga qualcosa di diverso a livello nazionale per tutta una serie di ragioni, compresa quelle che ho citato. Questo darebbe forza alle aspirazioni dei presidenti uscenti di Lombardia e Friuli Venezia Giulia, e mi pare che Treleani sia stato molto chiaro nel dire. Poi fanno sempre i conti come se tutta la partita dipendesse solo da loro e fosse solo in casa loro, poi magari ci sarà qualche sorpresa, ma in ogni caso Treleani ha detto chiaramente: i rapporti di forza sono cambiati e di questo bisogna tener conto. L'ultima considerazione su questo: la democrazia non è solo voto dei cittadini, la democrazia si basa sul voto dei cittadini, ma è anche basata su un equilibrio che è fatto di pesi e contrappesi. E non è un caso se il legislatore ha inteso che nell'elezione diretta di una carica monocratica, poi su una cosa sono d'accordo con Bolsonello, che bisognerebbe finirla con i parlamentari che si fanno 4 o 5 legislature, essendo di fatto nominati dalle segreterie, messi nei collegi sicuri, e questo riguarda tutti quanti, no? Ecco, su questo sono d'accordo con Bolsonello, ma qua stiamo parlando di una carica monocratica, e in una logica di pesi e contrappesi ed equilibrio di un sistema democratico c'è una norma che dice che 2 mandati stanno bene e che 3 mandati potrebbero essere troppo. Allora, questa norma ha un senso. Qualcuno vuol cambiare questa norma, ha il diritto di provarci in Parlamento. Ho la sensazione che in Parlamento sia una partita molto allora, qui c'è anche il tema delle segreterie, che ha toccato Cosolini. Dica Treleani. Ma perché al Parlamento sarà una questione diversa? Anche volevo gettare, tra virgolette, un ulteriore elemento che comunque ha una valenza politica, perché se il Parlamento, Cosolini e Bolsonello e Capozzi, dovesse iniziare ad esprimersi sulla possibilità di un terzo mandato per i presidenti di regione, ci sarebbe ovviamente un'apertura di discussione anche, per esempio, mi viene da dire, perché no allora i sindaci dei capoluoghi di provincia. Sì. E quindi il discorso no, perché oggi tutti noi sappiamo che quelli possono fare 2 mandati. Sì. Allora dico, Cosolini si becca di piazza per il 6º mandato a Trieste. Allora, quindi quello che voglio dire, ovviamente con una battuta, Oziberna al 3° mandato. No, Cosolini in questo caso cabbia comune. Evidentemente no, adesso non esageri, capisco la battuta, però voglio dire, ecco, cioè apriremmo una discussione sull'intero assetto nazionale, evidentemente, che riguarda la parte elettorale, e quindi mi sembrerebbe qualcosa di incredibile poter immaginare il terzo mandato per i presidenti di regione e non, per esempio, per le città capoluogo di provincia o di regione. Ecco, quindi getto un ulteriore elemento per poter dire: noi in Consiglio regionale abbiamo fatto ovviamente per tantissimi anni un po', abbiamo adeguato una volta verso un verso, una volta un altro, comuni 5.000 abitanti, adesso abbiamo introdotto il terzo mandato fino a 15.000 abitanti, però ecco, se il Parlamento ragiona sul tema del terzo mandato per i presidenti di regione, non posso immaginare che non faccia dei ragionamenti, anche aprendo ovviamente una discussione che secondo me sarebbe molto difficile da chiudere in termini di sintesi politica. Quanti anni ha fatto il Presidente? 3 anni, 3 volte. Si è accorto qualcuno? No, vabbè, sì, lui è così come il Piemonte, no? Cioè che in corso è stato posto il limite recependo la legge nazionale, però non valeva quello in corso e quindi ne ha fatti altri 2. La domanda è, ma il fatto di aver fatto 3 mandati ha creato questo scombussolamento totale dei poteri? Ma non mi sembra. Ma almeno, ci stanno delle regole che vanno rispettate, perché se no bisogna pensare che qualunque regola può essere guardi, la seguo in questo ragionamento, però sa qual è il tema di cui si è dibattuto tanto in questo anno e mezzo in Veneto? Il terzo mandato. Terzo mandato di chi? Di Luca Zaia, che quindi sarebbe stato il 4º.
Appunto, cioè, poi diventa questo, cioè il rischio che vi dicono dall'opposizione è questo, compreso il fatto che dobbiamo ricordare chi ci segue da casa, che è il presidente di regione più amato d'Italia, che è Massimiliano Fedriga e che è l'unico che è stato rieletto, cioè sono tutti dati che sono consegnati alla storia e su questo non c'è alcun dubbio. E quindi la parte politica, quella parlamentare, si è posta il problema che un presidente potesse fare anche il quarto mandato. Allora io capisco tutto, però non mi sembra che in questi 3 mandati tutto questo stravolgimento e questa chissà cosa faranno questi presidenti che governano in 3 mandati, faranno disastri o saranno corrotti o saranno, ma non mi sembra, insomma, un po' una forzatura un po' esagerata. Credo un limite ci possa anche essere, però sinceramente se anche i comuni fino a 15.000 abitanti che adesso potranno tranquillamente fare il terzo mandato, io credo che molti sindaci poi non lo faranno neanche il terzo mandato, perché poi per fare il terzo mandato deve avere energie, forza, eccetera. Ma secondo me Fratelli d'Italia gongola di questa sentenza perché anche pubblicamente ha detto di essere pronta ad avanzare le proprie proposte, quindi secondo me forte del proprio consenso, in maniera chiara secondo me non accetterà mai di andare oltre il secondo mandato, ma proprio perché secondo me l'aspirazione è quella di riconquistare delle regioni che secondo me ha possibilità appunto di riprendersi. Allora è tutta un'altra cosa. Cioè? No, dico, sì, non stiamo a metterci altri ingredienti. Allora, se questa è tutta la discussione, va bene. Allora è tutto personale. Io però non arrivo automaticamente a queste conclusioni, perché io penso che le elezioni hanno dato spesso sorprese. Esatto. Chi era sicuro di vincere o di stravincere un anno e mezzo prima, spesso è andato incontro ad amare sorprese. Perfettamente d'accordo. Quindi se il centrodestra pensa che questa sia una partita tutta sua, secondo me commette in Friuli Venezia Giulia un grande errore. In ogni caso quel che è certo è che nel centrodestra sul terzo mandato ci sono opinioni molto differenti. Treleani, risposta? Sì, ma credo che insomma questa sia la fotografia non solo, ecco, voglio dire, qui a livello locale, ma si è già manifestata insomma nei diversi mesi fa ancora su questa discussione anche a livello romano. Una battuta sulla composizione anche dell'assetto del centrodestra che c'è stato in Veneto. Credo che la volontà evidentemente un po' da parte di tutti i partiti sia quello più magari di tornare a mettere il focus all'interno dei partiti, magari cercando di evitare queste anche liste personali che poi evidentemente stravolgono un po' anche gli assetti. Mi riferisco ovviamente al nome di Zaia sulla lista della Lega. Quindi lista Fedriga quindi credo che la Lega in Veneto abbia fatto una scelta. Il centrodestra e il centro-sinistra allora. No, non sto dicendo questo. Non hanno la lista del presidente. Fatemelo spiegare quello che ha detto adesso Treleani. Ritorna al discorso che io ho espresso, ovvero l'identificazione dell'elettorato nella persona del presidente. Non mi mettete in bocca parole che non ho detto. Ho detto che l'assetto che è stato creato per la campagna elettorale del Veneto, e Avarino l'ha detto bene, di fatto non vi è una lista del presidente. Sì. Con l'imposizione, tra virgolette, probabilmente da parte del segretario nazionale della Lega a Zaia, di mettere il nome di Zaia sul simbolo della Lega. Questo, in un'analisi che tutti noi facciamo, credo in modo oggettivo, vuol dire che la Lega non punta su liste del presidente, ma punta sulla lista di partito. Sì, quindi il partito torna a portare il focus non sulla persona, ma sul partito. Sì. Quindi i voti, evidentemente... Cioè non esiste la lista del candidato Stefani o del candidato Manildo, no? Esistono i partiti a sostegno. La lista Fedriga, ma non è assolutamente vero. Sei più bravo di me a fare assolutamente vero. Non è assolutamente in un titolo quello che lei stava dicendo. Ma non è assolutamente vero. Dai Cosolini, dai. Treleani, la Lega non ha voluto la lista Zaia, la Lega aveva bisogno di Zaia in lista per fare il risultato però. Ma certo, però la presa d'atto, la fotografia è quella che non vi è una lista del presidente. Questa è.
Vuol dire che stiamo facendo bene allora. Cioè che date fastidio. Ecco, io voglio dire, con la lista Federica noi abbiamo quotidiani rapporti. Questo è ovvio, però è un dato politico quello che ha sottolineato, non c'è dubbio. Cosolini, perché poi dobbiamo dare il risultato del sondaggio, dai. Ho la sensazione che avremo un anno di fibrillazioni nel centrodestra. Assolutamente no, Cosolini, noi ci concentreremo sul lavoro che da qui a fine legislatura ci aspetta, che è ancora molto, a partire dalla certamente. Cosolini, sei qui per questo, cioè nel senso, cioè, mi occupo di queste cose qui, dai, ogni giovedì almeno, prego, scusi. Io quello che invece sottolineo è la grande capacità del Presidente proprio di avere una capacità di equilibrio e di rapporti con tutte le forze politiche di maggioranza, molto franco, molto diretto. Quando ci sono stati momenti ci siamo sempre incontrati e abbiamo anche una capacità, devo dire, venendo anche nuovo insomma in questo mondo, devo dire che in tutte le occasioni il Presidente è stato capace di trovare in poche parole anche sempre una sintesi, e noi abbiamo sempre fatto quadrato e credo che siamo sempre uniti. Questo lo confermo assolutamente. E credo che siamo anche una delle regioni, andando un po' in giro, su cui effettivamente abbiamo anche, e lo dimostra anche oggi la legge sul commercio e il turismo che è stato fatto, in cui anche questo modo di governare anche molto equilibrato, molto attento sulle cose, sui fatti, è anche una regione sicuramente più facile da un certo punto di vista, con 1.200.000 abitanti, però io dico che insomma questa maggioranza è forte, almeno fino a questo momento, e non sento fibrillazioni di qui in avanti. Confermo assolutamente. 10 secondi che ho il risultato del sondaggio. E lo dico, dopo anche quell'episodio che c'è stato sull'ospedale di Pordenone, abbiamo continuato a confermare il ruolo del Presidente Federica come arbitro, quindi confermo quello che dice assolutamente Bolzonello, e sono convinto che da qui a 2 anni non ci sarà nessuna discussione fino alla fine della legislatura. Già il fatto che abbiate dovuto scrivere che il Presidente, che è capo della coalizione, e deve fare da garante. Questo dà fastidio quando le cose vanno bene. Bravissimo Bolsonaro. Io voglio fare una battuta ai miei colleghi, perché devo riconoscere la loro bravura nel fare sintesi. Quando si tratta di occupare poltrone sono bravissimi, quindi ritrovano sempre l'equilibrio. Allora, d'altronde vengono lasciate libere da chi evidentemente non è stato riconfermato, o da chi ha governato il paese in un certo modo, o da chi ha governato il paese in un certo modo. Via, eccolo qua. Emanuele Sergi e Pietro Piccinci, date il risultato del sondaggio. Fateci vedere se o no la patrimoniale. No, guardate, però ho combattuto, no per il 55,4%, sì 44,6%. Faremo la domanda come dice Cosolini la prossima volta, va bene? Grazie. Lo farò se possibile lunedì sera, che ho il ring invece in Veneto, lì nel mezzo dell'agone politico, il dibattito delle elezioni regionali, vediamo un po'. Grazie Roberto Cosolini, Igor Greneani, Carlo Bolzonello, Maria Rosaria Capozzi.